facciamo un bello spaghetto all'acqua di limone, fresco fresco, dopo le vacanze, ci vuole qualcosa che ci pulisce la bocca, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Gli ingredienti sono questi, io preferisco lo spaghettone, questo qua di Gragnano, con la trafilatura al bronzo che mantiene bene la cottura, un po' di cacio ricotta, burro, parmigiano e limoni di Sorrento e una bella franca di vasini pure. Una cosa, prendete i limoni e grattugiate tutta la buccia. Dopo che avete grattugiato la buccia vi spremete il succo e ve lo tenete da parte. Ricotta grattugiata, parmigiano grattugiato, buccia di limone grattugiata, succo di limone e le scorzette che ho tagliato, le unisco all'acqua di limone, vedete? E poi le verso nelle scorzette grattugiate. In più unisco un po' di basilico e lo faccio stare così in mantecatura per un'oretta e siamo pronti per mangiare la pasta fra un'ora. Siamo pronti, 2 kg di spaghetti e nel frattempo preparate una caccavella vuota. Ora vi spiego perché. Allora ragazzi, fate sciogliere un po' di burro, un po' di olio, mi piace aggiungete anche un po' di pepe rosa. Vieni, metto il cucchiaio cardino, vedete? Burro, olio, pepe rosa, spaghettoni, parmigiano, acqua di limone, vieni, un altro po' di basilico e mo lo faccio arrugginire. Guardo, volesse far sentire il profumo di quest'acqua di limone. Mangiate con limone. La crema, la verità, la crema o no? Io, un limone, mangiate con limone, non basta mai. Vedete? E che profumo, mamma. La buccettina di limone, un po' di cacio ricotta. E mo, buon appetito e buona giornata a tutti quanti. E se facete questa pasta con limone, scrivetemi nei commenti. E allora ragazzi, Bene, buonissimo. mangiate con limone, con me. Buono, signora Maria. Grazie, buon appetito. Grazie.